Aperitivi climatici, abbiamo discusso molto dell'influenza del clima che si sta modificando sulla viticoltura e sul vino. Alla mia sinistra il professor Zironi, quindi esperto di enologia, chiamiamo così per definizione molto ampia, e alla mia destra Marco Simonti, esperto di viticoltura. Allora, professore, il vino sta cambiando? Continuiamo a bere bene o dobbiamo cominciare ad avere un po' di paura? Cosa sta succedendo? Sicuramente il vino sta cambiando perché sta cambiando il clima. Non dobbiamo spaventarci perché il vino esiste da 5.000 anni, ha resistito ai cambiamenti climatici in questi 5.000 anni, quindi sicuramente continuerà a resistere. Quello che è importante è che ci sia un impegno continuo da parte dei produttori ad osservare quello che succede nelle campagne e quello che succede alle loro uve, quindi di conseguenza poi nelle cantine agire di conseguenza. Si potrebbe usare un termine ragionare in questo periodo? Assolutamente, assolutamente. È una cosa fondamentale, cioè una vendemmia ragionata, una vinificazione ragionata è quello proprio giustamente che bisogna puntare in questo periodo. Marco Simonit, dal punto di vista del tecnico viticolo, tu che osservi le vigne di tutta Italia, cosa sta accadendo? Indubbiamente sarebbe, come dire, banale dire che non ci sono delle modificazioni e degli adattamenti forzati dei vigneti a quelli che sono gli ultimi anni, dunque le caratteristiche delle annate che ci hanno contraddistinto, in particolare con questi effetti di grandi calori, grandi temperature, scarsità di precipitazioni, eccetera. Quello che mi viene in mente è che vorrei veramente promuovere e favorire delle iniziative che fossero volte a fare ricerca applicata sui territori nel rispetto delle caratteristiche dei territori, in collaborazione con le università di territorio, affinché si possano ricercare e sperimentare delle soluzioni che ci preparino al futuro e quindi anche ai presenti e ai futuri cambiamenti climatici. Quindi diciamo ritorniamo a un concetto base di collegamento uomo-territorio, microclima, vite, vigneto, eccetera. Credo che sia fondamentale che ognuno di noi conosca e tenga in debito conto le caratteristiche ambientali, geologiche e dunque genetiche anche in funzione quindi delle tipologie di uve che vengono coltivate e che vengano come dire, adattate e conservate e valorizzate rispetto ai territori di provenienza. Professore, questa omologazione di cui stasera abbiamo parlato, il pericolo, il vigneto tende ad omologarsi come tu dicevi, di conseguenza anche il vino. L'Italia se omologa tutto non ha futuro, credo, essendo uno stivale che va giù per tantissimi anni nel mare. La strada qual è? La strada sicuramente è quella da un lato di perseguire il mercato perché senza redditività non c'è produzione, però cercando di valorizzare i territori con una comunicazione che ponga l'attenzione del territorio rispetto all'attenzione che viene normalmente posta invece su qualche particolarità di quel territorio. Ma anche l'enologia dovrà fare in maniera di adattarsi al territorio stesso. Ma l'enologia di fatto non vuole omologare, l'enologia vuol dare degli strumenti per andare a estrarre dalla materia prima quello che la materia prima ha. Non può sicuramente migliorare, talvolta può peggiorare, ma quando è una cattiva enologia, quando è una cattiva interpretazione. Ormai ci sembra chiaro, il clima sta concentrando le stagioni di raccolta, ci c'è sempre meno spazio e meno possibilità effettivamente di decidere quando raccogliere. Le varietà più tardive maturano vicino alle varietà più precoci e questa è la prima cosa che sta succedendo. Non solo, ma quando raccogliamo l'uva fa anche molto più caldo e questo dal punto di vista qualitativo non è sempre una cosa che favorisce la qualità del vino. È ormai diversi anni che queste proiezioni climatiche sono a disposizione dei viticoltori lentamente qui e molti lo stanno già facendo, stanno adeguando le loro tecniche viticole per adattarsi ai cambiamenti climatici. La viticoltura è pronta per fare questo, è una pratica, è un settore della produzione che è in grado di adattarsi, ma questo avrà un costo. Sapersi adattare in maniera adeguata richiede di aggregarsi in grandi distretti produttivi legati al territorio, in grandi aree produttive legate al territorio. Solo in questo modo si è in grado di fare una ricerca che possa far beneficiare tutti quanti di un
possibile adattamento.